Il turismo tiene, ma i costi crescono più della capacità di spesa delle famiglie. L'estate 2026 si apre con segnali contrastanti per il commercio e la ristorazione nella provincia di Venezia. I dati della regione confermano un buon avvio di stagione perché nel primo quadrimestre le presenze turistiche sono cresciute rispetto al 2025, un anno che già aveva segnato il record storico. Per Jesolo, Cavallino Treporti ed Eraclea Mare il dato è incoraggiante, ma per il commercio pesa l'inflazione, salita a un livello che erode il potere d'acquisto e i margini di bar, ristoranti e negozi, già alle prese con l'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime. La paura è per nuove chiusure. Per quanto riguarda il settore, soprattutto abbigliamento e accessoristica, la situazione è più difficile. Quindi noi chiediamo a tutti i sindaci del nostro entroterra di verificare dove è possibile intervenire per aiutare queste aziende. Gli affitti nella maggior parte dei casi sono fermi perché i proprietari stessi degli immobili si rendono conto perfettamente che più di tanto non si riesce ad aumentare. Però la parte della burocrazia diventa ormai costosa. Un clima di moderata fiducia, insomma, che però ancora non si traduce in vendite, che sono rimaste ferme al valore di maggio, dopo il più 0,8 di aprile. La gente sembra ultimamente un po' più ottimista, però non traduce questo in acquisti, perché i costi purtroppo sono aumentati, perché le materie prime sono aumentate tutte quante, i trasporti sono aumentati, quindi è il cane che si morde la coda, non riusciamo mai a raggiungere un punto che possa garantire sia il cliente, che purtroppo vede gli stipendi purtroppo non coerenti con la situazione economica del Paese. C'è poi una sorta di appello alle istituzioni perché facendo squadra tra comuni dell'entroterra ne avrebbero beneficio anche quelle del litorale. Un segnale interessante arriva dalla ricettività extra-alberghiera che nel 2025 cresce più di quella tradizionale nei centri minori, Musile di Piave, Noventa di Piave, Meolo, Quarto d'Altino, Torre di Mosto e Ceggia, con agriturismi, bed and breakfast e affittacamere che offrono un'alternativa alla costa, allungando la stagione turistica anche nell'entroterra.